Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Bene, siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Made in Polesine. Come sempre, io, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, buongiorno. Leandro, buongiorno, benvenuti, bentornati qua da noi, insomma, ecco. Forse un po' altino il volume, e noi lo abbassiamo al volo. Lo regoliamo subito al volo, perché dopo altrimenti i nostri cari tecnici si arrabbiano come delle iene. Si arrabbiano moltissimo. Dicevo, nuova puntata di Made in Polesine con altri titoli molto importanti che tra poco andremo a leggere. Naturalmente ringraziamo i nostri media che ci trasmettono tutte le settimane a Radio Diva, a Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. Thank you. Eccoci qua. Thank you very much. Posso andare con i titoli? Vai. Oggi una puntata veramente pregna. Sto dicendo io. Allora, al primo titolo, Delta come la Provenza. Poi estate triste senza spettacoli. Ahimè. Anziani nel mirino dei farabutti. Scuola e disorganizzazione. Poi tour operator in ginocchio. È una bella puntata, bella. Siamo ritornati ai nostri standard. Bella allegra, proprio, ci sarà da divertirsi. Allora, brevissima pausa, torniamo per iniziare Made in Polesine. Iniziamo? Vuoi che iniziamo? Vai. Sì, che iniziamo. Dai, voilà. Allora, abbiamo microfoni dappertutto per il video, per la radio e così via. Insomma, dai, siamo pronti, tutto funziona perfettamente. È più verso di me perché sono vanitoso. Sì, perché lo so che la tua voce si deve sentire perfettamente, la mia anche se si sente così. Dai, Boccalò. Primo titolo, Delta come la Provenza. Che dire? Dai, allora, che dire? Da un po' nei social del nostro territorio si vede questo bellissimo campo di come si chiama? Di lavanda. Ecco, non mi veniva più perché c'era la Provenza di lavanda che è in Basso Polesine tra Camello e il ristorante Marina 70 nella Sacca di Scandovali. Sì. E perché lo diciamo? Perché lo stesso Luca Zaia ha condiviso nella propria pagina alle 7:20 di mercoledì 10 giugno un post in Veneto segreto contenente alcune straordinarie immagini dei campi di lavanda in fiore a Porto Tolle. Chi non le avesse viste, guardate su Facebook, magari guardate campi di lavanda, quanto bello è. E questo è un ulteriore vantaggio del nostro territorio che è sempre più bello e straordinario. Peccato che dopo ci mettiamo i polli. Facciamo tutto un miscuglio poi. Facciamo tutto il mix. Lavanda e polli, sai. Lavanda e polli, dici che forse uno copre l'altro. Sì. Allora, questo era per sottolineare le valenze del nostro territorio. Chi viene qua la prima volta, lo diciamo ormai da 4 anni, resta a bocca aperta. Io ero con un signore di Cesena proprio l'altro giorno, abbiamo fatto un giro per la Sacca di Scardovari e è rimasto a bocca aperta, abbronzatissimo. E quindi ben vengano anche queste fotografie del campo di lavanda, sono ettari di lavanda appunto che poi verrà venduta, e dopo ci sono le corze della Sacca di Scardovari, le ostiche di Scardovari e chi più ne ha più ne mette, e poi dopo naturalmente ci piantiamo i vari polli e pollastri e pollai che potranno anche fare business, ma però dal punto di vista odoroso non sono un gran... Fanno anche un po' di puzza, dai, diciamo. Bravo. Quindi perché uno deve venire qua da noi a fare una vacanza e stare qua 5-6 giorni che A, massacrato dalle zanzare, B, anche dalle mosche e dalla puzza. Quindi diamo questa valenza turistica al nostro territorio. Tirando fuori il peggio del peggio. No, però è vero, io ero in un ristorante bellissimo tempo fa sul Delta, non dico dove. A un certo punto arriva una nuvola di mosche. Perché? Perché lì vicino c'è un allevamento di mucche che ci sta pure, siamo in campagna, però secondo me bisogna rispettare anche gli standard di sicurezza e di igiene, che magari pretendono che ogni volta che andiamo in ristorante devono sanificare come fosse CSI. Quindi, se però il vento una volta tira da una parte, una volta tira dall'altra, allora vabbè, capita queste cose. Comunque ecco, sappiate che se vogliamo avere una valenza turistica del nostro territorio, dobbiamo anche avere una valenza con tutti i crismi per far questo. Non so se le altre parti, tipo la Camargue che citiamo ogni volta, si comportano diversamente, però qua da noi se un turista viene
massacrato da zanzare, mucche, mosche e puzza, forse non viene più. Però resta sempre comunque la terra più bella d'Italia, diciamolo. Vabbè, mettiamola così. Dai, va bene. Più giovane sicuramente. Ci sentiamo tra poco. E siamo così rientrati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine, e adesso un secondo titolo che andiamo ad affrontare. Parliamo di estate, ahimè, molto triste, per insomma, senza gli spettacoli, insomma, quest'anno va così. Adesso non si sa bene se magari potremo avere qualche Sia un bene o un male. no, o se potremo avere qualche proroga, magari qualche spettacolo si potrà fare, però per il momento non se ne parla. Beh, proprio ieri sul giornale, sul Corriere della Sera, dicevano che si apriranno le discoteche ma non si possono ballare i denti, bisogna ballare distanziati, solo all'aperto, eccetera eccetera. Beh, comunque no, più che altro ci riferiamo per le varie sagre paesane, perché c'era un articolo sul Gazzettino proprio di mercoledì, di ieri: per la Prolocco di Rosolina si pensa direttamente al prossimo anno per eventi e manifestazioni. Sembra ormai che il 2020 non avrà altre manifestazioni dopo il Brusaveccia di gennaio, e questa è una cosa tristissima, anche perché ricordiamo che rispetto alle altre piazze turistiche, secondo noi, avevamo sempre detto ogni anno che Rosolina dava a livello spettacoli un vantaggio in più rispetto agli altri, tante belle cose, dal carnevale ai fuochi d'artificio a tutto quello che vuoi, insomma aveva una bella programmazione di spettacoli, eccetera. Ma questo anche le varie fiere, Donada, Portoviejo, Porto Tolle, eccetera eccetera eccetera, che tra l'altro è un danno dal punto di vista anche economico gigantesco per le orchestre che suonano, altro settore che ne risentirà, per i service, per chi fa da mangiare, eccetera eccetera, e anche per i comitati delle sagre stesse che non hanno più gli introiti. E quindi, che dire, questo Covid ci stiamo portando dietro un sacco di problemi che lo dico in dialetto? Dai. Ce lo strappegheremo, vuol dire che ce lo tireremo dietro minimo fino a fine anno, ma che vada bene. Che dire, hanno fatto la cosa giusta a chiudere? Ma chi siamo noi? Ma chissà. Chi siamo noi? Vabbè, dai. Comunque solidarietà come sempre. Mi dispiace che Rosolina, che è il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda il turismo, quest'anno non faccia assolutamente niente, almeno dall'articolo riportato dal Gazzettino di ieri. Per il momento non c'è nessuna previsione di questo tipo, poi magari, che ne so, magari tra un mesetto ma speriamo che qualcosa si possa anche fare, però allo stato attuale non se ne fa niente. Speriamo. Dai, breve pausa, torniamo tra poco per continuare Made in Polesine. Allora, ritornati naturalmente su Radio Diva FM, Radio Cober Vigo e Made in Polesine Web TV, e adesso un altro titolo molto molto importante, insomma, non è tanto bello, molto bello, non è molto positivo, però anziani nel mirino dei farabutti, insomma, delle persone che non sono proprio diciamo sono molto affidabili. Ecco. Allora, perché ne parliamo? Perché proprio stamattina c'era un articolo che un tecnico si è definito tecnico di un servizio idrico, è andato dentro in una casa di un anziano che gli ha aperto la porta, il malvivente ha chiesto alla vittima di mettere al riparo nel frigo il denaro contante e poi ha rubato tutto. E questa qua è una cosa che succede spesso e spessissimo. Ricordiamo che il Polesine è una delle terre più giovani d'Italia da una parte, ma con più anziani dall'altra, e molto spesso sono anziani che vivono da soli perché hanno i figli che vivono fuori, e quindi c'è questo grossissimo problema. Che fare? Allora, innanzitutto bisognerebbe che quando trovano questi disgraziati, questi malviventi, tremendi, bisognerebbe darci una bella passata, metterli in galera perlomeno, e non solo, per questo qua non mi voglio sbilanciare, perché come ripetiamo gli anziani sono la parte più debole, l'abbiamo visto col Covid, purtroppo chi ci ha lasciate per primi, e tante persone erano anziane, già malate eccetera, quindi sono le persone che devono essere salvaguardate. Poi quando uno va in casa e ti fa una violenza di questo tipo, ti porta via anche i soldi e tutto, è un'ulteriore cosa negativa che a un anziano fa sicuramente del male. Che dire? Allora, o intensifichiamo i controlli. Ricordo che in molti paesi alle 5:30 le caserme chiudono, i vigili urbani chiudono, nel pomeriggio non ci sono, eccetera eccetera, quindi a sto punto o facciamo le ronde o facciamo la solidarietà tra noi cittadini, e quando vediamo qualcosa di anomalo proviamo a segnalarlo. È veramente impossibile, insomma. Sì, ma e poi a chi lo segnaliamo? Perché gli anziani
purtroppo diciamo sono parecchi quelli che Sono, vivono esatto. o da soli o anche magari qualche coppia proprio anziani che sono piuttosto avanti con gli anni, quindi sono questi il punto debole, sono molto fragili sotto questo aspetto perché ci cascano veramente, perché Però vedono la figura e magari pensano sia veramente un operatore che ne so, del settore elettrico, del gas, Sì, ma poi sono e così via. Insomma. questi Ecco. malditosi sono anche bravi a presentarsi. Sì, sono bravi, la spiegano Quindi, bene insomma, la situazione, poi insomma purtroppo fanno una cosa Cosa fare? molto grave. Chi siamo noi per suggerire? Non siamo nessuno, quindi le persone preposte devono salvaguardare anche questo, quindi forze dell'ordine, amministratori, eccetera. Facciamo che ogni cittadino, quando vede qualcosa di anomalo, trova un numero verde dove telefonare, potrebbe essere anche questa un'idea. Vabbè, comunque è un problema grande come una casa che bisogna sia risolto. Certo, speriamo sia risolto il prima possibile, perché sì. insomma di casi di questo tipo ce ne sono purtroppo parecchi. Bene, allora ci fermiamo, brevissima pausa, torniamo tra pochissimo. Siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, naturalmente su Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Davide Stefanelli, Leandro Maggi, adesso un altro titolo molto molto importante: scuola e disorganizzazione. Pensa un po'. Allora, Siamo al massimo oggi tra della le possibilità, tra le categorie che più sono state dimenticate sono sicuramente la scuola, cioè 3 mesi che hanno effettivamente parlato di tante cose, quante cose le hanno fatte anche bene, non ultimo il fatto che sono riusciti a pagare qualcosa per le partite IVA, c'è ancora qualche problema con la cassa integrazione ma più o meno la stanno risolvendo, ma il problema è che la scuola nessuno ne parla, nessuno ne dice niente e quindi questo è una cosa decisamente grave, perché tra l'altro la ministra Azzolina ha scatenato malumori e polemiche soprattutto per le modalità in cui si potrebbe rientrare in classe a settembre con il plexiglass divisore tra i banchi. Adesso sembra che questo non si farà, ma tante altre cose che non si capisce bene come sarà il ritorno, saranno classi più piccole, sarà l'entrata differenziata, eccetera. Come sempre il nostro governatore ci ha messo una pezza. Sì. Luca, Vai, Luca. Che dire, perché poi dopo si può pensare come si vuole rispetto a Zaia, però effettivamente tra i governatori italiani è stato quello che ha avuto più visibilità e si è comportato e si è mosso meglio. E ha agito subito, soprattutto. Quindi quello più da questo determinato. sapete che noi ogni tanto lo becchiamo e gli diciamo le cose negative che fa. Questa volta, in questo episodio, in questi 3 mesi, sicuramente è stato un bravo governatore. E quindi, parlando di scuole, c'è appunto una regione che è il Veneto che prima di settembre ha deciso di far tornare gli studenti tra i banchi. Le scuole di formazione professionale del Veneto rientreranno quest'anno in un anno scolastico. Mi sono perso, Vai tranquillo. Praticamente riprendi. l'ultima settimana di giugno le scuole professionali aprono agli studenti perché vuole che siano preparati per affrontare il prossimo anno. Una cosa buona, magari si poteva fare su tutte le scuole, anche fare gli esami di terza media o del diploma in maniera differente, però anche qua il nostro Zaia Attack ci ha messo una pezza. Un'ottima iniziativa, diciamo. Sì, secondo me se l'ha fatto lui posso farla anche gli altri. Ma potrebbe essere uno spunto anche per gli altri, perché no? Insomma, esatto. Va bene. Per preparare al meglio gli esami di qualifica e l'esame per il diploma. Siccome lui scrive molto in piccolo, lo sapevo che la colpa era mia alla fine. E siccome onestamente non voglio mettere gli occhiali sì, perché lui voglio fare lo sporone, per fare il film allora senza occhiali perché mi sono perso, scusate. L'età che ha, allora, scusate, hai trovato, ce l'hai fatto questo? Ho provato, sì, sto guardando. No, se si sente male la colpa non è mia, non è di Maurizio, è sempre mia, sì, sempre mia, la colpa è sempre mia, non dai. preoccupate. Ci sentiamo tra poco per l'ultimo argomento. E questo che andiamo ad affrontare, miei cari, è l'ultimo argomento di oggi. Questo sta a significare che ci stiamo avviando alla fase conclusiva di questa puntata di Made in Polesine. Però dai, andiamo con l'ultimo titolo. Vai. Tour operator in ginocchio, sempre per diciamo quanto ne abbiamo parlato prima, insomma, non si fanno manifestazioni, non si fanno spettacoli e anche i tour naturalmente sono in difficoltà. Detto questo,
Allora niente, c'era come sempre l'articolo, abbiamo beccato in qualche giornale, non mi ricordo cosa è stato la voce di Rovigo o sul Gazzettino, però a prescindere da questo c'era un'intervista al titolare della Foglia-Tour, Nicola Guarnieri, che diceva che uno dei settori che è più in difficoltà in Italia in questo momento sono appunto i tour operator. Che dire, fin quando non si apre, dice giustamente Guarnieri, l'Europa, sarà difficile rientrare nei margini soliti. È da poco la notizia di ieri, anche di stamattina, che ancora c'è qualche perplessità in qualche paese, ma molti paesi hanno tirato via il blocco degli italiani verso il loro paese. La Grecia in particolare ha detto sì, vabbè, potete venire qua finalmente, e questa è cosa buona e giusta. Non ho ancora capito se la Spagna, che lei ha deciso o meno. La Danimarca per esempio ha detto che accetterà gli italiani dopo il 31 agosto. Quindi stagione finita. Vabbè. Posso dirti una parolaccia? O... No, non dirlo. Vabbè, però vaffanno. No. Allora, e diceva che una delle cose, delle cose che sta vendendo in questo momento è il Delta del Po, il viaggio interno del paese, le mostre varie di cultura eccetera, ma sicuramente per un tour operator diciamo che i margini di guadagno sono i tour all'estero più importanti, quindi anche solidarietà per questo settore. Un altro settore che è in difficoltà, l'abbiamo sempre detto, a parte la ristorazione eccetera, è il settore degli alberghi. Ricordiamo che ad oggi, dati del Corriere della Sera di stamattina, il 60% degli alberghi è ancora chiuso, quindi discoteche, alberghi, sale giochi eccetera stanno soffrendo in questo momento in maniera particolare. Solidarietà per loro, noi non possiamo fare niente perché siamo in bolletta, però sappiatelo. Insomma, non ci sono prospettive, ecco. Nel senso che il governo forse a queste categorie dovrebbe dare un incentivo in più e forse anche degli sgravi fiscali. Non solo a queste categorie, un po'. Però sai, questi qua... un sacco di promesse e poi alla fine invece... Vabbè. Va bene. Poi sai cosa? Una fine polemica. Ma l'ultimo... Hanno cominciato, mi ricordo, la prima uscita di Conte, sai che ci ha detto che chiude tutto, però aveva detto una cosa mai fatta, avremo 400 miliardi di euro, 200 da una parte, e tutto, caspita. Poi dopo la settimana dopo, 15 giorni dopo, 600 miliardi di euro. Sì. Adesso non so se mi ricordo bene, però io mi ricordo anche 1200 miliardi di euro. Cioè a questo punto buttavamo miliardi come fossero brustoline, e ricordo che magari i 600 euro di maggio devono ancora arrivare e siamo al 10-11 di giugno. No, sì, ma questa è un'altra storia. Il pelino nell'uovo Dai, allora, ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. Allora, stavolta è quella buona, siamo pronti per... No, ridiamo perché ho fatto un malanino. Sì, abbiamo fatto... Sì. Ho fatto un malanino. Proprio da birichino. Da birichino, vabbè. Ecco, dai. Allora, dai. Arrivate alla fine. Siamo veramente in conclusione dell'appuntamento, però prima, come sempre, di salutarvi, volevo interrogare il nostro amico Leandro Maggi, perché sapete che da qualche settimana ormai sta facendo una nuova attività, una nuova performance, chiamiamola così. Dimmi un po' come sta andando la performance. Sono le pillole che faccio per istruire noi over 50/60 sì, di come pistolare sui social. Sta andando bene, ho avuto un buon riscontro, la gente mi scrive, sai che io sono vanitosissimo, un sacco di amici, Sì. Comunque la prossima pillola è importante perché vi insegnerò come, se mi seguite, usare Facebook senza pagare e avere più contatti possibili. Vabbè, questo ogni settimana ci metto un qualcosa di mio, però giuro che studio prima, che non è che improvviso. Mi raccomando, seguitelo perché veramente ne vale la pena. Cioè, Grazie Davide. Non è che stiamo adesso come diciamo noi sviolinando, però insomma veramente ne vale la pena per chi ha qualche problemino oppure non è molto diciamo agevolato con l'uso di Facebook, e questa qua potrebbe essere l'occasione giusta, insomma, per imparare alcune cosine nuove. Ok, poi anche in maniera gratuita, quindi soprattutto gratuita, questo meglio di così, non è un brutto lavoro. Vedi che sei basso anche tu. Sì, sono bassi, sì. Va bene. Detto questo
Allora, detto questo, noi ci salutiamo, ci sentiamo la prossima settimana su Diva FM, su Radio Colbert Rovigo e su Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. L'augurio come sempre di un buon fine settimana, e adesso il nostro classico countdown, lo facciamo bene. Bene. 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.